Benvenuti. Oggi inizia il nuovo ciclo, cioè quello che possiamo considerare autunnale e invernale dell'Accademia. Lo cominciamo con il professor Davide Comoretto. Ma prima di presentarlo, devo dirvi che ci sarà un'altra conferenza giovedì a cui seguirà la seconda edizione del seminario sulla transizione ecologica ed energetica. Quindi avremo modo di informare un po', diciamo, coloro che sono interessati sia con i nostri volantini sia con internet, perché abbiamo messo tutto il programma in rete. Davide Comoretto, professore ordinario di chimica industriale a Torino. Io ho avuto il piacere di conoscere questa persona nel 92, se non vado errato, nel momento in cui sono ritornato da Milano e il professor Comoretto ha studiato fisica presso l'Università di Milano e ha fatto un dottorato qui da noi a Genova, dopodiché si è un po' dilettato in giro per il mondo, in America, in grandi laboratori, e oggi ci racconta quello che la sua esperienza lo ha portato a fare. Il titolo per me è estremamente intrigante, nel senso inglese del termine, perché dare farfalle dalla struttura del colore alla fotonica, sinceramente, mi ha molto attirato. Mi spiace che ci sia una scarsità dovuta di auditorio, dovuta, penso, alle due cose di cui parlavamo prima, cioè la pronunciata allerta e lo sciopero dei mezzi. La tua conferenza secondo me meriterebbe molto. Ti lascio la parola. Io ringrazio moltissimo, ringrazio l'Accademia, ringrazio Adriano per aver pensato a me, e oggi vi parlo di queste strutture particolari di colore strutturale, e come capite il titolo, dal titolo ci sono molti esempi anche in natura. Siamo pochi ma buoni, nel senso che possiamo fare una cosa molto semplice, molto alla mano, quindi io ho cercato di fare una cosa introduttiva, divulgativa, però magari ci sarà qualche termine o qualche cosa, qualche concetto che non si capisce, per cui non fatevi problemi, interrompetevi e chiariamo subito gli eventuali dubbi. Ok? Bene, allora cominciamo. Il termine fotonica è spesso associato a cose un po' strane. Quando io ero piccolo, adesso non so se si sente, comunque c'erano vari robot di vario tipo, e una delle armi che veniva usata erano i mitici raggi fotonici, da cui ho preso un pochettino il titolo. Ci sono tanti termini che vengono usati in maniera un po' impropria, però sicuramente oggi noi parliamo di luce. Parliamo di luce e della sua interazione con la materia, in particolare per dar luogo a un colore magari che non è quello a cui siamo tutti abituati normalmente, cioè il colore dato da pigmenti oppure da coloranti, ma un colore dato dalla struttura. Cioè prendiamo dei materiali che sono totalmente trasparenti e li facciamo diventare coloranti. Questa è un po' la logica in cui mi muovo. Per fare questo però devo dare alcuni concetti produttivi, ad esempio ricordare la natura dualistica della luce. Quindi se partiamo dall'esperimento Fuchs di Newton, che durante la peste del 1672 si ritira dalla sua casa di Cambridge e non sapendo cosa fare, realizza una serie di esperimenti che dimostrano che la luce bianca è costituita da elementi colorati che lui chiama particelle di colore, cosa che verrà poi chiarita dalla teoria corpuscolare, quindi se vogliamo, e dall'effetto fotoelettrico dal lavoro di Max Planck. D'altra parte la luce è anche un'onda elettromagnetica, quindi un fenomeno ondulatorio. C'è un altro importantissimo esperimento, quello della doppia fenditura di Thomas Young,
che dimostra che la luce è un'onda. Che cosa vuol dire un'onda? Ovviamente anche questa viene poi formalizzata da James Clerk Maxwell nella teoria dell'elettromagnetismo, ma a noi adesso non interessa andare troppo nel dettaglio. Che cos'è un'onda? È una cosa molto semplice. L'onda è un sistema in cui abbiamo un campo elettrico e un campo magnetico che sono perpendicolari uno all'altro, che oscillano nel tempo con una certa frequenza. Vedete che le grandezze caratteristiche sono ovviamente l'ampiezza di quest'onda, che dà l'intensità del segnale, la lunghezza d'onda, che per noi è molto importante, cioè la distanza tra due massimi o due minimi percettili, cioè quello che è il colore, per noi sarà il colore, ed infine il piano in cui vibra il campo elettrico, che ci dà la polarizzazione, che sono degli esempi molto, molto semplici, ma anche molto interessanti. Vi dicevo che per noi è molto importante la lunghezza d'onda. Ora, l'onda elettromagnetica ha lunghezze d'onda che non sono ben definite, spaziano da pochi nanometri a centinaia di metri. Il nostro occhio è un rivelatore di onde elettromagnetiche che però lavora a lunghezze d'onda ben definite, diciamo grossolanamente tra 350, 400 nanometri e 750 nanometri, in maniera molto grossolana. Quindi va dal violetto, diciamo 400 nanometri, fino al rosso a 700 nanometri, ma grossolanamente poi ci sono delle sensibilità diverse da persona a persona. Quindi in questo senso, con la lunghezza d'onda, noi la consideriamo un'onda. Tuttavia Planck ha dimostrato che esiste una relazione ben precisa tra l'energia del fotone e la sua lunghezza d'onda. Quindi Planck considera la radiazione come delle particelle, quanti o fotoni, che trasportano una certa energia che è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda della radiazione. Ora, quale è giusta, quale sia giusta, quale sia sbagliata, non lo diciamo, perché entrambe sono corrette. Dipende, questi due modelli, ondulatore o corpuscolare, come li applichiamo. Quindi non è così importante definire quale funzione, entrambi bene. Quello che però dobbiamo considerare è che non esiste solo il visibile, cioè quello a cui noi risponde il nostro occhio, ma esistono molte altre lunghezze d'onda. Potete andare verso lunghezze d'onda maggiori, nel vicino infrarosso, nel medio infrarosso e nel lontano infrarosso, fino ad arrivare all'onde radio, oppure potete scendere in lunghezza d'onda, andare nell'ultravioletto, i raggi X e i raggi gamma, con tutte onde elettromagnetiche, che però, cambiando l'onda, trasportano un'energia molto diversa. L'energia di un fotone gamma è molto forte, può fare anche degli danni biologici. L'energia di un fotone visibile è raramente lì. Ok, questo è il primo concetto che ci interessa. Il secondo concetto con cui potremo fare anche un piccolo esperimento è la polarizzazione, cioè il piano in cui vibra il campo elettrico. In generale il piano è casuale, cioè cambia nel tempo senza una legge specifica, in maniera assolutamente casuale. In certi casi però è possibile selezionarlo, come con un oggetto che conoscete benissimo, il Polaroid. Il Polaroid è una lamina che contiene delle molecole orientate che seleziona la direzione in cui cambia il campo elettrico. Infatti, se voi guardate attraverso l'occhiale, vedete ridotta l'intensità. Perché? Perché tutte le, diciamo così, le vibrazioni che avvengono su piani che non sono lungo il piano che lascia passare il sistema vengono tagliate, quindi si riduce l'effetto. Però ci sono altri fenomeni interessanti con i Polaroid. Ad esempio, andare a prelevare al banco i Polaroid non sempre è un'esperienza piacevole, perché ci sono diciamo così, lo schermo del bancomat è polarizzato, anche i Polaroid polarizzano. Se sono polarizzati in maniera incrociata, voi non vedete niente. E l'esperimento si può fare in maniera molto banale. Se prendiamo i Polaroid, togliamo le lenti e guardate di traverso, fatelo girare, e provate a fare questo movimento, semplicemente di ruotare. Vedete che quando incrocio il Polaroid, quindi incrocio la direzione in cui oscilla il campo, quindi oscilla così e oscilla così, non passa più niente. È un po' come se avessi una corda che fa oscillare. Se il piano di oscillazione della corda passa attraverso una fenditura va bene, ma se invece la fenditura al contrario, non passa più niente. Quindi se volete provare a giocare, ho portato
Chissà dove li trovo, se li trovo tutti, eccoli qua, qua ce ne ho altri due. Io compro gli occhiali per montarli. Ecco, questo è l'università. Quindi questo qui è un esempio molto, molto semplice e la cosa interessante è che se guardate con un solo Polaroid lo schermo, direi che questo è uno schermo OLED, no, è uno schermo OLED, di cui potremmo parlare, adesso non lo vedo, probabilmente se guardate con uno solo e lo ruotate a un certo punto lo vedete. E questo è l'effetto dovuto al fatto che la luce che esce dallo schermo è polarizzata. Tra l'altro è interessante, poi questo lo vedremo semmai un'altra volta, vedere questa cosa, questo effetto. C'è un secondo effetto che può essere importante sulla polarizzazione, che è la polarizzazione, come vedete, che invece di essere lineare, cioè la luce uscire dal piano, la luce a questo piano continua a girare nel tempo in maniera precisa e ordinata. Cioè abbiamo la luce che è circolarmente polarizzata. Può essere circolarizzata destrogena o levogena, e questo è quello che serve, ad esempio, per rivelare la chiralità del molecolo. Sapete che talvolta anche la funzionalità delle molecole cambia con la loro chiralità. Esiste tutte delle tecniche che permettono di comprendere quello che succede con i sistemi chirali. La cosa più interessante, adesso io non so se riusciamo a fare l'esperimento, è che sicuramente voi conoscete il cinema 3D, quello che si va a vedere con gli occhiali. Perché? Perché vengono proiettati due immagini con chiralità opposta e le due lenti dell'occhiale hanno chiralità opposta. Per cui sembra che vi dia questo effetto 3D. Che è curioso, ma la cosa più curiosa è che la natura, come abbiamo visto prima, la farfalla, la famiglia morfo con quel meraviglioso voodoo, esistono degli esempi in natura di oggetti, di animali che hanno un esoscheletro che è chirale. Ora, non so come farà a farvelo vedere, se volete venire qua potete prendere questi che sono gli occhiali 3D, avvicinarvi soltanto per vedere meglio, e potete vedere che cambiando lente ci sarà qualcosa che cambia colore, qualcosa. Quindi la natura è chirale, ci dà delle strutture chirali. Vi dicevo prima del blu, il blu della Morpho Menelaus che c'era nella mia introduzione, nel mio slide iniziale. Il blu è un colore delicato in natura. Non esistono quasi pigmenti blu. È molto complicato, per cui tutte le volte che voi vedete un pigmento blu o comunque un pigmento che vi dà una sensazione di metallo, in tutti quei casi avete a che fare con strutture. Ok? Pensiamo però anche come vediamo. Noi abbiamo due sistemi di visione, uno che è cosiddetto sottrattivo e uno invece additivo. Il sottrattivo è quello che abbiamo imparato a conoscere fin da bambini. Sostanzialmente la luce solare bianca, nel senso che contiene tutti i colori, incide su un oggetto e l'oggetto gli rifletterà soltanto alcune lunghezze d'onda. Queste lunghezze d'onda quindi sottrae una parte dei colori alla luce bianca e al nostro occhio ne arrivano soltanto alcune. Questo è il sistema sottrattivo, è quando facciamo con i pastelli. E il pasticcio tipico dei bambini qual è? Mettere tutto insieme e che fuori che cosa? Un bel nero. Perché poi sottrae tutto. Quindi nero significa sottrarre tutto, bianco invece riflettere tutto, in qualche modo. Poi in realtà i fenomeni fisici, dopo vediamo, sono molti che avvengono. Un modo diverso di fare il colore invece è quello dello schermo, di questo schermo però, oppure quello proiettato lì. Qua ci sono dei pixel, come nel vostro telefonino, ciascuno che mette un colore differente. La somma dei colori vi dà tutti i colori. Quando voi sommate tutti i colori avete il bianco, quando i pixel sono tutti spenti avete il nero. Questo apre tutta la discussione su l'efficienza anche acerca degli schermi. Se voi pensate al vecchio schermo da gigaconici, c'era un pennello di elettroni che andava a bloccare dei fosfori e ciascun fosforo dava colori diversi. Sono passati il sistema a salo liquido, che vabbè, adesso non tempo di entrare troppo nei dettagli, però sostanzialmente gioca nel sottrarre una parte del colore. Poi gli schermi OLED, che sono quelli, quando comprate il cellulare, che è tipo schermo AMOLED,
sono tipicamente schermi fatti con polimeri di semiconduttori o materiali molecolari di semiconduttori, che invece emettono luce. E quindi emettono il verde, il rosso e il blu. La somma dei tre colori mi dà il bianco. Ora, non posso entrare troppo nei dettagli, se poi un'altra volta ci vediamo, parliamo di elettronica molecolare. Quali sono le caratteristiche del colore? La prima caratteristica è la lunghezza d'onda. Vi dicevo prima, 400 violetto, 700 rosso, e quindi questo è quello che si chiama la tinta, generalmente in inglese lo hue. Questo è un esempio del nostro museo, del Museo della Chimica, dove abbiamo la ruota di Chevron con tutti i colori. Ecco, qui cominciamo a selezionare questo. Però non basta per dire che questo è il colore. Cioè non basta dire che quella sedia ha un certo tipo di colore o la mia giacca è blu. Bisogna dare un'altra informazione. La saturazione, o in inglese croma. Ok? Che cosa vuol dire? Beh, fate una prova banalissima. Prendete un qualsiasi computer, disegnate una forma e coloratela. Voi potete, ad esempio, come in questo caso, dare il massimo al rosso e mettere 0 al verde e al blu. Avete ovviamente un puntino rosso. Cioè avete lo hue, la tinta corrispondente al rosso, a quella lunghezza. Però poi potete anche dare una diversa saturazione, cioè mettere anche un diverso contributo, ad esempio sia di rosso che di verde o di blu. Sul computer andiamo anche con una scala da 0 a 250. Quindi 255 è il massimo, se ce ne mettete meno è così. E allora vedete che se ad esempio io non metto nessuno hue, 0 sul rosso, verde e blu, ottengo il nero. O se metto il massimo sul rosso, il verde e il blu, ottengo il bianco. In mezzo ottengo diverse gradazioni. Il rosa, ad esempio. Ma cos'è il rosa? Lo sappiamo tutti, no? Cosa facevamo? Avevamo un pini. La matita rossa e la matita bianca. Cioè mettevamo bianco su tutti i colori e poi rosso. Ok? Da non confondere con il magenta. Terza informazione è la luminance. I colori, come vi sarete spesso accorti, dipendono da qual è la sorgente luminosa. Al Sole noi abbiamo una certa percezione, perché il massimo di emissione colorata del Sole accesa nel giallo è il massimo di risposta del nostro occhio. Però se voi già guardate su la luce al neo, avete una percezione del colore completamente diversa. Se guardate gli oggetti sotto addirittura i lampioni prigiali e lampade al sodio, date dal doppietto spinorbita che c'è nell'atomo di sodio, ecco, quelle mi sembrano tutte giallo. Perché? C'è solo il giallo, cosa volete che rifletta il vostro corpo? Qualsiasi corpo rifletterà solo quello. Quindi vedete che per comprendere cos'è il colore devo avere un po' questi tre parametri. Non basta. La struttura, la tessitura della superficie dà luogo a colori diversi. Prendete questi tessuti. Nessun dubbio che questo sia bianco. Però se vedete, dove ho degli incavi, delle cavità, ho un grigio se non un nero. Perché? Perché la luce non riesce a penetrare. Questa è una cosa banale che vedete tutti, che però ha un'importanza tecnologica spaventosa. Se voi pensate alle celle fotovoltaiche più efficienti per catturare la luce, devono catturare tutta la luce, non la devono mettere. Per cui esiste una struttura ben precisa, quella delle piramidi inverse, fatte in maniera opportuna, sulla superficie appunto delle celle, proprio per immagazzinare il massimo della luce. Ma esistono anche tanti insetti, quelli che soprattutto vivono in regioni molto umide e paludose, dove il problema è quello della condensazione dell'umidità sull'occhio. Sapete che l'occhio è un tipo degli insetti, poi io magari dico delle bestialità dal punto di vista biologico, non c'è il problema. Uno dei problemi lì è evitare che l'umidità condensi sull'occhio. Quindi l'occhio ha una struttura particolare per dare l'effetto del prodotto che permette di non avere la condensazione e di non intrappolare la luce. Ok? Nel mondo naturale esistono esempi bellissimi. Ad esempio le ali delle libellule in generale. O il dragonfly che si chiama che loro hanno delle ali grosse. Un'ala grossa riflette la luce. Quindi questo è visto da correlatore.
Se andate a vedere la struttura dell'ala, è una struttura fatta in modo da avere un portamento alto riflesso. Quindi la natura ha già creato dei sistemi cosiddetti stealth. Poi noi siamo delle bestie, lo usiamo sistemi stealth per fare dell'arte, però vabbè. Avanti, vediamo. C'è voglia, ecco. Ora di nuovo potremmo fare un esercizio banalissimo, magari lo facciamo dopo perché sennò mi si interrompe. Potremmo guardare con un piccolo microscopio un qualsiasi oggetto colorato, che potrebbe essere una qualsiasi applicazione. Vedremo che il colore è dato da un insieme di puntini di diversi colori, cioè di diverse croma, proprio per realizzare poi l'effetto finale. Questo qui banalmente è quello che avevo registrato su questo azzurro della copertina delle scienze. Okay, vedete che in realtà non è solo azzurro, ma c'è anche altro, proprio per dare la tonalità precisa, cioè andiamo a sommare tanti colori per ottenere quello che vogliamo. Un esempio banale è il black. Uso il black perché parliamo di colore sempre divertente, però ci sono anche quelle che vengono chiamate, adesso il titolo forse non si vede, le sociocronie. Noi il colore sfruttiamo anche degli effetti sociali. Pensate al nero. Ovviamente vi possono venire in mente le cose peggiori sul nero, io ve ne faccio vedere alcune che non sono proprio le peggiori. Ad esempio, parliamo di scienza, parliamo di buchi neri, oggetti da cui il campo di gravitazione è così intenso che non riesce a uscire neanche la luce. Ed è curiosa questa cosa, perché queste immagini del buco nero, se qualcuno di voi ha visto il film Interstellar, le immagini sono realistiche. La cosa interessante è che Christopher Nolan, che è il regista, sapete che è uno che non usa tanto gli effetti speciali, preferisce le cose realistiche. Quindi lui cosa ha detto? Io devo fare un film sui buchi neri, vado dal massimo specialista di buchi neri, Kip Thorne, e gli dico adesso tu mi fai una simulazione e mi fai vedere il buco nero. Tony gli dice, ma guarda, mi farebbe molto piacere, ma la ricerca sarebbe venuta soltanto che non c'è i soldi per avere un computer così potenti da fare questo. E non è il problema c'è. Un programma computer, che ovviamente si tratta di una bestia di calcolo mostruosa, comunque gli ha comprato il computer per fare il film, cosa che la ricerca non ha permesso di fare. E vabbè, non ha preso il premio Nobel per quello, però insomma, questo per dirvi quanto può essere importante questo. Però tornando al nostro nero, esiste anche il black fire e anche a questo noi associamo un concetto con il nero. Oppure possiamo ricordare questi due ragazzi che non hanno fatto proprio una bella fine dal punto di vista della loro carriera, del loro sviluppo. Per cui anche qui sulle sociocromie c'è una bella mostra al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano, e se vi capita trovarla in giro è molto interessante da vedere, e anche vedere questo fumetto su Tony Smith può essere interessante. Potremmo parlare di blu. Il blu è preziosissimo, no? Se pensate all'antichità, i lapis lazuli, i coloranti blu, ma è quindi una cosa di costosa dell'elite. Però esistono anche i colletti blu, che invece sono la parte operata. Quindi, anche qui vedete che ci possono essere effetti i più strani. Ma torniamo a noi, perché il sistema è colorato? Perché certi materiali assorbono una parte del colore che arriva dal sole, alcune invece non, altre no? Beh, perché il processo di assorbimento è legato agli stati elettronici del sistema. Adesso non ho tempo di entrare troppo nei dettagli, ma di fatto questa è una rappresentazione planetaria dell'atomo di Bohr, che è il sistema più semplice che si possa ipotizzare, e ci sono delle transizioni elettroniche, cioè l'elettrone sta nel suo stato stabile, termodinamicamente stabile, riceve un fotone che ha una certa energia, passa a uno stato excitato. In quel modo ruba ai fotoni del Sole una parte dell'energia. Questo lo può fare l'atomo, adesso qui ci sono tutte le serie che vanno studiate a scuola, vabbè, adesso senza entrare nei dettagli, possiamo ripetere lo stesso gioco nella molecola, il sistema è un po' più complesso, bisogna considerare anche le vibrazioni molecolari, vabbè, senza farla troppo lunga, facciamo un esempio pratico. Questo è il Sole che emette tutte le lunghezze d'onda. Notate che non emette soltanto nel visibile il Sole, c'è una piccola porzione nell'UV che può essere pericolosa, buco dell'ozono, tanto per intenderci,
Poi c'è tutta la parte del vicino infrarosso di cui parliamo dopo, che sarebbe il caso di sfruttare in qualche modo. È quella che ci fa sentire caldi, praticamente, perché viene assorbita. E mettiamo un colorante. Questi sono alcuni coloranti del no, che sono due clorofille, vedete, che sono verdi perché? Perché nel loro spettro di assorbimento i colori che vengono assorbiti sono il rosso e sono il blu. Tolgo il rosso, tolgo il blu, mi rimane il verde. Quindi la clorofilla è verde. Viceversa, il beta-carotene, che trovate nelle carote, trovate in alcune mele, trovate nei pomodori, il licopene, poi un altro carotenoide, è un sistema che assorbe soprattutto nella parte, come potete vedere, verde di blu, e quindi rimane un giallo arancione. Un giallo rosso, la somma del giallo e del rosso fa l'arancione. Ok, quindi vedete come il colore è legato alle transizioni elettroniche. Tra l'altro i carotenoidi sono molto interessanti perché sono il sistema naturale più vicino a quelli che sono i materiali usati nell'elettronica molecolare, quella per fare gli schermi OLED. E quindi hanno anche la loro importanza dal punto di vista dello sviluppo dell'elettronica. E noi come vediamo? Noi dobbiamo ricordare che nel nostro occhio, adesso non entro troppo nei dettagli di nuovo, ma gli elementi fondamentali che stanno nella retina, che è la parte, questa membrana in fondo all'occhio, davanti abbiamo il cristallino, che è una lente che ci focalizza la luce sostanzialmente, sono dati da due tipi di sistema, i coni e i bastoncelli. Ok? Allora, i bastoncelli a cosa servono? I bastoncelli servono alla visione notturna. Noi di notte non vediamo viso, perché non c'è luce, quindi, come dicevo prima, non possiamo vedere. Ci interessa capire se c'è qualcosa. Quindi sono elementi estremamente sensibili, ma che non rispondono al colore. Viceversa, i coni sono di tre tipi e rispondono ai tre colori fondamentali. Quindi sono quelli per la visione diurna, sono meno sensibili, ma ci permettono di vedere di giorno. Quello che succede sostanzialmente, se qui vedete diciamo gli spettri, di nuovo spettri vuol dire prendo le varie lunghezze d'onda della radiazione e dove assorbono i sistemi, vedete che sostanzialmente qui abbiamo i bastoncelli che assorbono un po' dappertutto, tranne il blu forse, mentre i coni assorbono nel blu, nel verde e nel rosso. E questo ci dà la visione tricromatica che abbiamo tipicamente. Come vi dicevo, però, non tutti hanno lo stesso occhio. Le api, ad esempio, hanno una visione dell'occhio che è spostata più nell'ultravioletto, cioè sotto 400 nanometri, dove non è chiaro. E mentre non vedono il rosso. Quindi il mondo delle api è un mondo un po' particolare, è un mondo dove i colori si vedono in maniera diversa. A sinistra ci sono la visione del fiore come lo vediamo noi, a destra invece come lo vede l'ape. E vedete che sostanzialmente c'è una chiara azione sul fiore, in qualche modo esalta la presenza del fiore, del polline, differisce tra polline e petali, e quindi c'è una chiara significato evoluzionistico. Un altro ragazzo di questo tipo ha una visione più complessa. E, come sapete, i serpenti a sonagli, che sono però dei bicchieri alla fine della fiera, vorrei dire una specialità, ma sono a parte che sono pericolosi, però hanno una doppia visione. Una è quella standard dell'occhio, però l'occhio non è così sensibile. In realtà il serpente a sonagli ha anche la visione di tipo termica, che però è data da queste fossette che vedete qui. Quindi questo è il sistema per cui riesce a percepire la preda, il calore della preda da vicino. Lo sto qui. Sì. Qualcuno lo vuole, ce l'abbiamo. Per giocare. Tu dici che sono una roba che comincia con la S, ma però non si può dire. Ecco, questo però è il vostro relatore visto con un'immagine termica. Se non me la è, potete provare a guardare gli oggetti con una fotocamera termica. Questa fotocamera vi fa vedere
la temperatura degli oggetti. Quindi così state inquadrando, attenzione, qui sul fondo, no, l'ho presa così, perché la telecamera è qui sotto. Potete vedere la puntata sulle persone e vedete la risposta termica. È lenta, è più lenta di una telecamera normale, però vedete ad esempio l'importanza degli occhiali, quanto un occhiale schermi l'emissione termica. Anche questa è luce di lunghezze d'onda molto elevate, che tra l'altro ha la sua importanza tecnologica di cui parleremo. Ma cosa succede quando quei, come si dice, i coni assorbono la luce? Sostanzialmente nei coni è presente il retinale. E il retinale al buio è questa molecola, vedete, ha una serie di doppi legami, che è piegata. Quando vede la luce si raddrizza. È una isomerizzazione fissa del retinale. Questa isomerizzazione, quindi questo cambiamento della geometria della molecola, va a modificare la struttura della proteina che la contiene, che è l'opsina, e a sua volta poi va ad attivare il segnale nervoso. Adesso non entro troppo nei dettagli per spiegarvi come, ma di fatto è un processo, una fotoisomerizzazione dal punto di vista tecnico, chimico, che attiva il processo della visione. Se siete curiosi, potete andare a vedere, ovviamente è stato dato un premio Nobel per questo, e io suggerisco sempre di andare a vedere il sito della Fondazione Nobel, perché ci sono tanti esempi molto carini, molto belli, oppure invitate a Fabio Impressionati, che lui è grande esperto di retina artificiale, quindi lui vi può raccontare quello che volete, che può essere interessante. Sui colori poi c'è sempre da dire, questo è sempre dire, e lo faccio dire con gli studenti, diciamo che un uomo che abbia studiato riesce a, grazie, non so se qualcuno vuole vedere comunque qua, diciamo un uomo che insomma che è un po' così, bravo, riesce a riconoscere qualcosa oltre al del rosso, qualcosina, no? Quindi questo tipicamente. Se uno presenta ad una donna, ovviamente le mie colleghe giovani mi dicono che faccio delle cose sessiste quando dico queste cose, però secondo me è la verità, una donna riconosce una marea di colori, di diversi colori. Ora, io che sono una bestia, quindi sono a livello dei men non proprio highly trained, ma che si deve sopportare 2 figlie, una moglie, una sorella e una quasi nuora, altro che l'hanno provvista, poi non mi fanno una testa tanta, però io mi sono chiesto perché. Allora esiste in natura, esistono delle pubblicazioni che vabbè non sono proprio tutte concordanti sui numeri, però sulla qualità sì, esiste una percentuale, una frazione della popolazione umana, soprattutto le donne, che hanno 4 recettori, invece di 3. Avere un recettore in più significa avere una sensibilità maggiore per i colori, quindi riconoscerli in maniera più spinta. Quindi adesso vi dico, le pubblicazioni danno numeri un po' diversi, però quello che conta è che di fatto sembra che ci sia questo effetto. Ora, colori, ci sono tanti esempi, c'è in natura, pensate anche alle pietre preziose, lo rubino, lo smeraldo, pensate all'oro, pensate al lapislazzuli, quindi la cappella, in questo caso la cappella dei Scrovegni, tutti questi vi danno un colore in maniera sottrattiva. Ripeto, arriva la luce bianca, tutti i colori dal sole, e loro me ne riflettono, me ne rimandano indietro con solo una parte, oppure se ne succhiano soltanto una parte. Ok? In realtà a me quello che interessa è farvi vedere i colori strutturali. Cioè, quando io ho dei materiali che sono trasparenti, quindi non assorbono niente, ma la struttura in qualche modo li colora. L'esempio banale sono le bolle di sapone. Sembra posso dire, ma perché sono colorati? Adesso scusate, io faccio un po' di posticci. Prendete un CD e guardatelo in taglio. Vi dà un colore. Perché? Perché ci sono degli effetti fisici all'interno del sistema che vi danno il colore. Ve ne faccio vedere alcuni. Beh, parto da quello classico, questa è la visione classica, lo faccio perché il Rubino Smeraldo mi ha sempre affascinato.
Sono due pietre a pressione che hanno due reticoli cristallini diversi. Vedete, è un ossido di alluminio, quello del rubino, mentre è un silicato di alluminio iridio, quello dello smeraldo. Quello che conta per questi due cristalli sono completamente trasparenti, ok? Però dentro c'è un'impurezza. Ci sono pochi atomi dello ione cromo 3+. Ora è proprio il cromo 3+ dentro due cristalli diversi che dà l'effetto. Di nuovo, non entro troppo nei dettagli della struttura elettronica, ma quello che succede sostanzialmente è che nel rubino il cromo 3+ sente la presenza di questo cristallo e fa sì che i suoi livelli elettronici siano messi in maniera tale da assorbire il violetto e assorbire sostanzialmente il giallo-verde. E quindi cosa fa passare? Cosa lascia? Lascia il rosso e un pochettino di blu, che è la tipica colorazione del rubino. Nello smeraldo, il fatto che ci sia un reticolo cristallino differente modifica, diciamo così, lo stimolo allo ione a cromo 3+, che cambia un po' i suoi livelli elettronici e soprattutto sposta verso il basso quello di energia minore, per cui va a assorbire nel giallo-rosso più l'assorbimento nel viola-blu e diventa verde, perché il verde passa. Ovviamente, se pensate al diamante, il diamante non assorbe niente, però esistono anche dei diamanti colorati. Anche lì ci sono delle impurezze. Proviamo a vedere gli effetti strutturali. Parto da un oggetto importante, che è l'indice di rifrazione. L'indice di rifrazione sostanzialmente è una misura della variazione della velocità della luce all'interno del materiale, quindi è una proprietà intrinseca del materiale. Quindi la luce in un qualsiasi materiale che non sia il vuoto va a una velocità più bassa di quella che conosciamo. In particolare C diviso l'indice di rifrazione. L'indice di rifrazione è responsabile di un sacco di fenomeni che conosciamo benissimo. La legge di Snell, quindi se inserite un oggetto nell'acqua lo vedete piegato, è responsabile dei miraggi e di vari altri effetti. Uno molto carino è l'arcobaleno. Nell'arcobaleno cosa succede? Succede sostanzialmente che la luce arriva nella gocciolina, entra nella gocciolina e quindi viene separato i diversi colori. Perché? Perché l'indice di rifrazione dipende dalla lunghezza d'onda. E quindi i colori cominciano ad avere il fascio infraderitto, diciamo, si piega, ma si piega in maniera diversa per i diversi colori. Arriva alla superficie posteriore, viene al riflesso, continua ad aprirsi e poi riesce un pochettino, si richiude ma non tanto. Questo apre i colori e ci dà questa banda colorata, che tra l'altro voi vedete soltanto a certi angoli, perché dipende appunto dalla geometria del processo, e dipende tipicamente dal fatto che voi abbiate il sole alle spalle e di fronte uno sfondo su, se no non lo vedete. In certi casi voi vedete due o più arcobaleni e il motivo è che invece di fare una sola riflessione nella voce ne fa più di una. Facendo più di una riflessione continua ad aprire sempre diversi colori, a disperderli e quindi vedete dei colori differenti. L'effetto è quello analogo alla distorsione del pelo. Quindi se adesso io non posso fare, specialmente vi porto anche gli strumenti per fare gli esperimenti, ma adesso non riusciamo, ma di fatto l'oggetto è quello lì. Quindi anche questa è la struttura che dà il colore, come vedete, e non certo la goccia d'acqua è trasparente, come sappiamo. Ma anche lo scattering, la diffusione. Noi le nubi le vediamo bianche o le vediamo nere. Il cielo lo vediamo blu o lo vediamo rosso. Perché? Perché ci sono i fenomeni di diffusione. Allora, i fenomeni di diffusione dipendono dalla lunghezza d'onda e dalla dimensione delle particelle. Parlo di dimensioni attorno al micron, per intenderci. Il micron è 1/1000 di metro. Ok? Quindi, quando il cielo è blu, è perché verso di noi viene diffusa la luce blu, che è quella di... Quindi l'intensità è più alta quando la lunghezza d'onda è più piccola. Forse riesco a farvelo vedere meglio, scusate, in questo modo. La geometria per vedere il cielo è questa, no? Noi guardiamo il cielo, la luce arriva dal lato, e quali sono i fotoni che arrivano al nostro occhio? Quelli che invece di andare diritti vengono deviati, vengono diffusi. L'efficienza di diffusione è più forte per il blu rispetto al rosso, quindi noi vediamo principalmente il blu e non vediamo il rosso. Tuttavia, se siamo all'alba al tramonto
la geometria, la configurazione diversa, perché siamo allineati entre noi proprio e l'elemento che scattano. Quindi il blu è sempre quello che se ne va via. Ma questa volta, per la geometria che siamo messi, a noi arrivano soltanto i fotori che rimangono, sapere russi. E quindi questo spiega il colore del cielo all'alba, al tramonto e durante il giorno. Poi abbiamo le nuvole sono bianche, perché? Perché ci sono delle goccioline d'acqua, dei pezzettini di ghiaccio piccolini che diffondono la luce. Quelli sono un po' piccolini, intendo dire, scala micrometrica. Il colore blu e rosso è scala nanometrica, quindi c'è un fattore 1000. Per capirlo bene, io penso col stipendio, non è per 1000, non moltiplicano mai lo stipendio. Ecco, e quindi quando siamo in queste condizioni, la diffusione è quasi indipendente dalla lunghezza d'onda, quasi, e quindi io vedo le nuvole bianche. A meno che non ci sia temporale. E allora le vedo nere. Perché? Perché non c'è il sole. Il sole è dall'altra parte. Quindi non mi arrivano e quindi appaiono nere. Questo è il motivo per cui abbiamo la diffusione che genera colore. Oltre ovviamente a altri fenomeni diffusivi. Un chiaro esempio di diffusione, ad esempio, è questo: chi fa fotografie sa che nei panorami è bene usare dei filtri polarizzatori, quelli che dicevamo prima, cioè che tagliano una parte della luce diffusa che invece è polarizzata. Quindi, tra l'altro, questo è un bellissimo libro che spiega un sacco di effetti in atmosfera e ve lo consiglio caldamente. Un altro effetto di diffusione sono le nanoparticelle metalliche. Ora, spiegare come succede la nanoparticella metallica è un po' complicato. Diciamo che ci sono degli elettroni che sono sostanzialmente liberi di muoversi, mentre con una molecola sono abbastanza legati, qui sono liberi di muoversi. Se voi riuscite a fare, e quindi avete che loro deve funzionare. Ora, non le ho contate, ma se voi fate delle particelle nanometriche di oro, il motivo è che la dimensione è così piccola che gli elettroni, che sono descritti da quello che in gergo si chiama funzione d'onda, confinano questa funzione d'onda in una dimensione così piccola che gli fa cambiare energia e diventano rosse. In passato, per caso, sappiamo che sono state utilizzate per fare le decorazioni. Le vetrate delle cattedrali gotiche sono tipicamente dovute a questo. Attualmente noi facciamo questi oggetti cambiando il materiale, cambiando la forma, cambiando la dimensione, c'è l'ingegneria della chimica della nanoparticella metallica per applicazioni più svariate, dalla fotocatalisi a fare delle tecniche di altamente sensibili di rivelazioni agli effetti più strani. Un altro effetto è il reticolo di diffrazione. Il reticolo di diffrazione è un sistema di oggetti che sono messi a una certa distanza ben precisa uno rispetto all'altro. Per darvi un'idea, io ve ne ho portati alcuni, poi mi ridate anche i miei Polaroid. Potete vedere che se muovete questo coso, vedete dei colori, li vedete anche a volte anche, vi lascio qua da far passare a vedere. Ecco, questi sono due, poi ci mancano tutte le altre. No, sono quattro. Io no, non è che sei preso, ma io vabbè, questo cos'è la diffrazione? La diffrazione è sostanzialmente la propagazione di un'onda dopo un ostacolo che abbia la stessa dimensione. La propagazione non è più rettilinea, più ruota. Esempio banale: perché sull'isola arrivano tutte le direzioni? E questo è esattamente il processo, perché su scala di 5 anni metri, a noi lì lavora invece alle frazioni di micron. È che l'onda, quando incontra l'ostacolo che ha dimensioni confrontabili con la sua lunghezza d'onda, piega. Piega una volta, piega due volte, piega tre volte, l'onda arriva da tutti i lati del libro. Lo stesso viene con l'oggetto lì. La luce piega sul percorso. La cosa che a noi serve molto è che piega il suo percorso in maniera diversa per i diversi colori. Per cui quell'elemento lì è l'elemento centrale in tutta la strumentazione moderna, quasi tutta direi, per separare i colori. Un altro effetto divertente sarebbe metterci il laser e fare, se mai lo facciamo dopo, se qualcuno è interessato, faccio vedere come funziona.
Un esempio carino però è il cioccolato fotonico, di cui se vogliamo parlare. Cioè quello di creare un reticolo su cioccolato, che non è proprio così banale. Devo dire che non sono stati noi i primi a farlo, non è stata questa azienda, la Morphotonics, che ha lavorato con la Linz, poi ha smesso di lavorare perché magari sia possibile colorare il cioccolato senza coloranti. Infatti bene, soltanto per la struttura, e però il cioccolato, sapete, la struttura è a scala submicrometrica, il caldo di favore, e quindi si scassa. E quindi questo qui è... Però dal fatto è molto interessante e diventa una cosa interessante dal punto di vista culinario. Anche noi ci stiamo giocando su questa roba, soprattutto per divulgazione. Grazie. Morphotonics ha smesso di lavorare sul cioccolato e fa la stessa roba sulla plastica e fa i sistemi anticontraffazione, ad esempio, che abbiamo sulle banconote, per intenderci, o cose simili, dove colora la plastica trasparente, il nuovo concetto. Noi nel nostro piccolo ogni tanto lo facciamo, abbiamo fatto una scelta, lo facciamo talvolta in università, così per attrarre l'attenzione degli studenti su alcuni processi banali come le transizioni di fase, come la reologia. Abbiamo cercato di far capire la reologia dei materiali polimerici con il cioccolato, che è una lezione golosa, diciamo così, il presente e il passato ha dato su questo argomento, e quindi si possono fare delle cose carine. Qui sopra, ad esempio. Ora, come al solito, non ho tempo, il reticolo ve l'ho dato, potete vedere. Esempi in natura di strutture fotoniche. Ci sono vari tipi di tutte queste colorazioni di questi scarabei. Poi io li chiamo baccarozzi, poi ovviamente voi me ne direte di tutti i colori. Sono colorate, c'è un interesse mostruoso per le strutture che sono bioinspired, per applicazioni le più svariate, e quindi ci sono dei fenomeni tra l'altro di autoassemblaggio straordinari. Vabbè, siamo coinvolti anche in questo tipo di lavoro e tra 2 anni faremo un congresso dedicato a questo. Vorrei farvi capire come funzionano. Riprendo l'ala della facoltà. Come faccio a capire se ho un colorante, un pigmento o una struttura che dà colore? Ci sono 2 impronte digitali del fenomeno. La prima è che il colore cambia con l'angolo di incidenza. Quindi vedete che l'incidenza normale è blu, se cambiate l'angolo di incidenza, cambiate il colore. Questo è il primo effetto, quello più... Qui c'è anche un opale sintetico tra questo. Il secondo effetto è che la struttura risponde allo stimolo esterno. Cioè, se io immergo la struttura in aria o lo immergo in un liquido, cambia colore. Quindi il colore dipende dall'ambiente in cui lo metto. Con questo sistema noi facciamo sensori anche abbastanza avanzati. Quello che di fatto noi facciamo quelli che si chiamano cristalli fotonici. Cioè sono materiali composti, non sono materiali, ce ne sono almeno 2 che hanno indici di rifrazione diversi, la luce si propaga a velocità diversa, che però vengono messi in maniera ordinata e periodica, dove l'ordine e la periodicità sono estremi. Se io riesco a fare questo, faccio un sistema che si comporta per la luce esattamente come un cristallo, il conduttore silicio si comporta per gli elettroni. Quindi creo delle regioni dove la luce si propaga e delle regioni chiamate photonic band gap dove la luce non si propaga. Quindi se non può entrare nel materiale, che vi ricordo sempre è trasparente, torna indietro. Il motivo è un complesso sistema di diffrazione, molto complesso dentro la struttura. Adesso io non entro troppo nei dettagli, poi semmai ne possiamo parlare. Questo dà luogo a colore. Potremmo fare, ad esempio, dei cristalli fotonici 1D. Un esempio di cristallo fotonico 1D, cioè dove ho la periodicità in una dimensione, è questo. Questo è già colorato. Che poi significa questi, che potete comprare ovunque. Questi li fa sostanzialmente 3M, non ho mai convinto 3M che si potrebbero fare delle cose un pochettino più furbe che queste qua, però non si vede che fanno abbastanza soldi così, queste cose si devono fare.
e potremo provare a farli. Ad esempio, per far capire la periodicità. Qui mi sembra evidente dov'è la periodicità e quali sono i due materiali. Quindi io devo fare delle strutture di questo genere, in cui però la periodicità è a livello di, diciamo, 100-200 nanometri, miliardesimi di metro. Okay? Se riesco a farlo in maniera periodica, ripetere gli spessori, ottengo queste colorazioni che vi dicevo. Se non vi piace questo, potremo fare un sistema 1D dove mettiamo insieme cioccolato, questo qui, non so, col biscotto così, quello con le nocciole. Non so se il mio ex preside apprezza, però potremo fare una struttura fotonica di questo tipo. Ovviamente, conoscendo le boccette che qui intorno, vi lascio anche distruggere il cristallo fotonico e vederlo. Ma un'altra cosa che ci interesserà è creare dei difetti del cristallo fotonico. Difetti ingegnerizzati, ovviamente. Quindi potrei prendere la struttura del cristallo fotonico, toglierne un pezzo. Questa struttura passa sotto il nome di microcavità quando parla della dimensione corretta. Ed è tutto grigio. Mettere un difetto per riuscire, dove noi poi abbiamo materiali portativi particolari. Ti lascio mangiare. Allora mi dispiace. Un altro esempio è ad esempio quello, vediamo un po' cosa c'ho. È l'opale. L'opale è un aggregato di sfere in un reticolo cubico a facce centrate. Potrete giocare a costruire le sfere sono tutte uguali, poi costruite gli opali. Se invece le sfere non sono uguali, fate un bel macello. Dal punto di vista della sintesi chimica, controllare con il 3% di distribuzione degli diametri delle sfere di 100 nanometri non è esattamente la cosa. Okay. Quindi ci sono dei problemi, ma si può fare. Prego, voglio dire, siamo qui anche per darci dentro. Cioè, adesso non vorrei fare, non ho fatto nuovo riportare indietro. L'opale è questa struttura di sfere in un reticolo cubico a facce centrate. Sapete, ha questa colorazione che cambia, l'iridescenza cambia dall'angolo, e questa è esattamente la sfida. Ed è interessante che una delle primissime applicazioni del microscopio elettronica a scansione è stata proprio studiare la struttura dell'opale. Il lavoro di Sanders è uno di quelli che si chiamano Seminal Papers. Io avevo un anno quando mi sono uscito da questa roba qui e poi mi sono messo da grande a giocare a biglie con le sfere per fare opali. Non vi dico ai miei figli cosa mi hanno detto, di tutti i colori. Questo è un esempio di un opale. Vedete che certe lunghezze d'onda vengono riflesse, non sono trasmesse. Questa è dal punto di vista della spettroscopia, la fingerprint del nostro gap fotonico, della nostra elementi, e la colorazione dipende dalla spaziatura, dagli indici di rifrazioni e dall'angolo. Quello che poi è interessante è che io potrei mettere la struttura dell'opale, ad esempio, in un elastomero e fare dei vestiti che cambiano colore. Questa è una cosa che stiamo facendo anche noi, soprattutto per fare monitoraggio dei muscoli e monitoraggio degli edifici. Ed è interessante pensare alla nanostrutturazione. Voi conoscete benissimo quell'oggetto lì, scusate, non so, devo usare quello, ma queste scatolette voi le conoscete, solitamente c'è dentro dell'altro, non le ho provate perché ancora non è stagione, non ve le portavo. Sono fatte di polistirene, quelle nuove di polipropilene, un materiale che è trasparente. Noi però lo facciamo anche bianco. Cioè, se fate evaporare una soluzione di polistirene in un solvente altamente volatile, come il disolfuro di carbonio, in un ambiente umido, le goccioline dell'acqua lasciano un'impronta. Se guardate l'impronta alle dimensioni di qualche micron, quindi diffonde tutta la luce e il sistema appare bianco. Lo stesso materiale che prima era trasparente. Nella scatola il polistirene è amorfo, quasi, però diciamo amorfo. Se invece ci faccio delle sfere di diametro controllato, faccio degli oggetti colorati e a seconda del diametro delle sfere ha curva diversa, come potete vedere.
Se torno alla mia foto iniziale, allora voi potete andare a vedere che per certe farfalle, tutte quelle della famiglia Morfo e alcune altre, che non ricordo, se andate a prendere la singola scaglia, la polverina che vi rimane in mano stoccata l'ala della farfalla, e la andate ad analizzare al microscopio elettronico, vedete che ci sono delle scanalature. Ma se ingrandite le scanalature sempre di più, vedete che hanno una struttura cosiddetta ad alto orientale. Cioè avete una struttura di chitina alternata del vuoto. Gli indici di rifrazione della chitina e del vuoto sono diversi, la spazzatura è tale da dare il colore blu. Poi ci sono altri effetti più sofisticati che bisognerebbe modellizzare, ma in natura vi dicevo ce ne sono tanti. Lo stesso vale per le piume del pavone, in cui il colore, il verde e il blu, che sono dei verdi blu metallici, con una riflessione elevata perché sono metalliche, sono fatti sostanzialmente di melanina e ceratina. Avete il Sea Mouse, la fondita puleata, che fa una struttura, tra l'altro, interessantissimo per la fotonica, sono fibre ottiche particolari, o addirittura la foglia condensata, che ha una buccia che è blu perché ha una struttura 1D, quella che stavamo facendo prima con tutto il cioccolato. Il camaleonte è ancora più interessante perché nella pelle del camaleonte ci sono dei pigmenti, questo sicuramente. Però ci sono due strutture, questa è la cosa bella. Quella più esterna, il camaleonte cambia colore se risulta, se si gonfia, se no, e così via. Quella più esterna dà luogo agli effetti cromatici, molto forti. Ma ce n'è una più profonda. Una più profonda ha degli elementi di guanina che sono più distanziati. Se sono più distanziati, le lunghezze d'onda che vengono riflesse sono più lunghe. Quindi non finiscono nel visibile, finiscono nel vicino infrarosso. Quello che vi dicevo è che il vicino infrarosso è la parte che scalda, perché viene assorbito da alcune particolari vibrazioni delle molecole. Bene, questo sistema riflette l'infrarosso, quindi il camaleonte mantiene alla termoregolazione data da un cristallo fotonico. Un'altra cosa carina è questo strano pesce, il pesce al naso di elefante, che ha un occhio particolare, vive nelle acque melmose africane, quindi immaginatevi in un ambiente arrossito. Non ha bisogno di vedere bene, perché c'è molta diffusione, cioè non si vede bene. A lui basta percepire le ombre, quindi ha bisogno di sensibilità. Ha un occhio che non è molto sviluppato, diciamo questa qui è la sua cornea, il cristallino, e questa qui è la sua retina. Adesso lo prendete, la guardate in questa direzione. Prima della retina c'è questa specie di coni. Queste specie di coni, guardati bene e simulati, in realtà sono degli specchi parabolici. Uno specchio parabolico, non so se vi è mai capitato, questo pesce se lo fa da solo e che cosa fa? Raccoglie la luce e la focalizza esattamente in questa posizione in modo da mandarla sui suoi bastoncelli per vedere le ombre, che è quello che gli serve. E queste lamelle sono fatte di guanina e della parte, diciamo, del neurone del retinale, che ha una piccola differenza di indice, fa uno specchio sofisticato. L'esempio, in natura esistono anche sistemi chirali, adesso lascio perdere perché se no la faccio troppo lunga, mi sa. Vi faccio vedere alcune applicazioni. Questo è un sistema dove avete una specie di opale con tante palline che però dentro un gel. Il gel è una La cosa interessante è che queste lenti a contatto cambiano colore ovviamente a seconda della lente che ci sono. Questa è la definizione che stavo qua. Allora, qui sono state ingegnerizzate dal mio amico Sanford Asher, in Pennsylvania, in modo tale che cambino colore a seconda della concentrazione di glucosio. E quindi è un sistema possibilmente smart per misurare la concentrazione di glucosio. Per chi ne ha bisogno può essere meglio che bucarsi. Poi bisogna vedere sempre se funzionano bene, se sono affidabili, però questa è l'idea. Quindi ci sono questi tipi di lenti che sono state anche sviluppate per fare sensori di altri elementi più o meno tossici. L'importanza di farle di plastica è esattamente quella che vi ho fatto vedere prima. Cioè, avere una tecnologia che vi permette di fare
chilometri quadri. Perché queste strutture della fisica sono note da 40 anni, da quando è stato sviluppato il radar, anche prima, la seconda guerra mondiale, però sono fatte con degli ossidi inorganici. E con un ossido inorganico non potete fare questa roba qui, non potete farla come aria, non potete farla come flessibilità. Quindi esiste uno spazio, e non è l'unica differenza, uno spazio per fare questa roba. Ad esempio, ricorderete la polemica sui cellulari della Apple che non funzionava. Perché? Perché aveva il case metallico e quindi faceva la gabbia di Faraday e non entrava il campo elettrico. La soluzione è stata quella di fare un tagliettino il case per far entrare il campo, ma c'è di meglio. Potreste rendere con un lusso metallico la vostra superficie, quindi riflettere tutti i colori, facendoli di plastica. Quindi nella vostra auto, quando vedete quegli inserti che sembrano di alluminio, non sono di alluminio, ma sono di plastica, e sono dei cristalli fotonici. Questi sono quelli alcuni della 3M, questo è quello che è possibile fare, non è un fotomontaggio, ma è la facciata di una casa vicino a Rotterdam, un sistema di questo tipo. Questo è quello che c'era alla fuorisalone a Milano questo è quello prima del Covid, diciamo così, a Design Week, e questi sono gli elementi, ad esempio 3M, vedete cosa vuol dire? Dentro l'università c'è questa roba qua. Quando parlo veramente di chilometri quadrati possibile fare. Noi cosa ci facciamo? Ci facciamo sensori. Questa è una delle differenze della plastica rispetto agli inorganici. La plastica è permeabile in qualche modo, ma non perché ha dei buchi, perché le molecole si mescolano con le catene polimeriche e penetrano. Nel momento in cui penetrano c'è un'interazione chimica fisica tra la molecola e la macromolecola, il polimero, questo si rigonfia. Se si rigonfia io cambio lo spessore, ma se cambio lo spessore cambia il colore. Quindi noi facciamo degli oggetti che sono verdi e diventano rossi quando esposti a diverse analisi. Ora, noi ci stiamo lavorando spettralmente, se serve aprire uno shift, noi possiamo registrare questo shift con il tempo di esposizione, la faccio breve. Questo è un esempio che abbiamo fatto in passato con Gaetano Guerra. E adesso può darsi che voi non capiate che cosa c'è qui dentro, ma guardate questi oggetti come se fossero dei quadri. Vedete che la struttura del colore è completamente diversa. Questa che cos'è? L'evoluzione dello spettro nel tempo, quando prendo lo stesso identico oggetto e lo espongo al benzene, al toluene, al tetracloro di carbonio e così via. Diverse molecole mi danno diversa risposta. Quindi noi stiamo studiando la termodinamica dell'interazione molecola-polimero allo stato solido proprio per dare una risposta senza un recettore. Cioè, se voi fate l'analisi del sangue per determinare qualsiasi cosa, c'è un recettore che fissa esattamente quello che volete misurare e poi opportunamente viene misurato. Qui invece non c'è. Non c'è perché quello che distingue l'interazione chimico-fisica della molecola e il polimero. Un'altra cosa che facciamo è quello che si chiama thermo-shielding. Pensate ai costi di condizionamento. I costi di condizionamento sono dati spesso dal fatto che abbiamo dei pezzi fissi che non ci tornano bene, ma anche se abbiamo degli ottimi fissi, il sole passa attraverso la finestra perché sono trasparenti e arriva all'infrarosso. L'infrarosso per noi, da questo punto di vista, è estremamente negativo. Perché? Perché viene assorbito. Questo ad esempio è quanto infrarosso viene assorbito dalla nostra atmosfera. E da cosa è assorbito? Da vapore, d'acqua, CO2 e quello che c'è. Quindi quelli che si chiamano overtones e combinazioni di vibrazioni particolari. Quindi in questo ambiente c'è CO2 che tutti assorbono e quindi se assorbono l'energia del fotone diventa energia più dentro. Chiedo scusa, potrebbe usare di più il microfono quando si allontana, no? Sì, L'importante è quando si allontana. Allora, il problema qual è? Che già per noi è un problema, ma pensate a cosa succede, cosa succederà nei paesi del sviluppo attorno all'equatore, e oggi, in termini di ovvie richieste della cittadinanza di avere le condizioni di vita migliori, ma di quelli che sono i costi energetici per farlo, costi di condizionamento. Allora, bisogna pensare anche a sistemi passivi per schermare questo riscaldamento. Quello che noi stiamo facendo è facendo queste strutture nell'infrarosso, cioè oggetti che riflettono nell'infrarosso, adesso di nuovo non entro nei dettagli,
Per farvi capire solo quello che succede, questo è cosa succede a una bottiglietta d'acqua se la sfondo una lampada. Il colore, questa è la visione della termocamera, vedete qual è la differenza di colore? La zona più calda, siamo più 70 gradi, rispetto alla temperatura ambiente. Questo è se ci mettiamo le nostre, che chiamiamo egide fotoniche, quanto schermo. Ora, noi stiamo facendo questo e stiamo facendo anche altro, quello che si chiama radiazione pubbliche, che è ancora più complesso, però vedete che c'è un effetto molto. Se prima si passava da 25 a 70, adesso da 25 si va a 37. Quindi i costi di condizionamento calano. Ma pensate anche in una serra. Il quantitativo d'acqua che vi serve per le piante. Pensate anche al trasporto dei liquidi, dell'acqua che magari compriamo al supermercato, che magari viene stoccata per qualche momento nel piazzale e si riscalda. Quindi se si riscalda ci può essere anche proliferazione batterica. Quindi ci sono tutta una serie di applicazioni molto interessanti. Dunque, sui sistemi tridimensionali c'era in giro prima un opale per farvi vedere. Possiamo fare il sistema col difetto, la microcavità. Il sistema col difetto, la microcavità, di fatto io ho due specchi e in mezzo ci metto un materiale attivo. Noi mettiamo materiali fluorescenti, mettiamo materiali fotocromici, mettiamo materiali per ottica non lineare, li mettiamo di tutti i tipi. La cosa logica da fare è fare un laser. E questo è uno dei nostri due laser che abbiamo fatto, completamente flessibili, plastica. Ovviamente possiamo costruire anche sistemi con un solo strato di sfere, è un sistema un po' particolare, è un reticolo particolare, l'abbiamo fatto in collaborazione con Eni, per fare questi oggetti qua. Questi oggetti qua sono sistemi che assorbono la luce solare, generano fluorescenza, cioè emissione che deriva dal materiale. Adesso per farvi vedere, avevo qua qualcosa di fluorescente. Proviamo a fare così. Vedete il colore? L'idea è che io prendo la luce che c'è dentro, vedete che va ai bordi? Qui perché c'è una certa riflessione, in generale bisogna evitare la riflessione, farla andare a tutti i bordi. Ai bordi, questa è una finestra colorata, con parete bianca, ai bordi metto delle celle fotovoltaiche normali, così ho la trasparenza e la raccolta di luce. L'efficienza è bassissima, 1%, però dovete pensare che questa va su finestre, sulle vetrate, quindi le superfici disponibili sono enormi. E quindi è una roba molto interessante. Ovviamente Eni ha numerosi brevetti su questi sistemi, anche noi abbiamo fatto alcune cose con loro, in particolare abbiamo fatto i monostrati di sfere, qui vedete anche la colorazione, per favorire l'inserimento della luce che ha dato anche dei risultati particolarmente efficienti. In caso più scarso l'efficienza è aumentata del 50% e anche di più. Questo è soltanto per farvi vedere alcune cose. Concludo con un'ultima cosa che riguarda la luce, che sono le telecomunicazioni. Noi siamo abituati a giocare con internet. Facciamo research, cerchiamo qualsiasi cosa, guardiamo i film in streaming, giochiamo in streaming, sono tutti giovani, però bisogna essere consapevoli. Mettiamo i documenti in cloud, come se il cloud fosse un oggetto magico, no? Un mondo magico di onde elettromagnetiche e di vapore d'acqua, dove tutto funziona magicamente. Invece il cloud costa. Costa in che termini? Costa in termini di energia, perché i segnali ottici dove c'è l'informazione che vengono trasferite da diverse parti del globo, perché quando noi facciamo un search con Google non è che cerca il nostro computer, cercano migliaia di data centers sparsi per il mondo, dove deve arrivare il segnale ottico viene trasdotto in un segnale elettrico, viene elaborato, viene ritrasformato in un segnale ottico, ritorna da noi e viene ritrasformato in un segnale elettrico alla produzione. Questa storia ha un costo mostruoso che noi non ci rendiamo conto, quindi dovremmo esserne un po' consapevoli. I data center infatti sono tutti al polo giù di lì, in posti freddi, perché si devono raffreddare, perché il data center non è tanto i computer dove trasformano il segnale ottico in elettronico, ma il sistema di raffreddamento che c'è dietro. Questo è quello che c'è a Santa Barbara, ad esempio.
costa un sacco di soldi. Per dare un'idea, queste sono le stime di crescita dei costi energetici delle telecomunicazioni. Soltanto l'elettricità usata per le telecomunicazioni è circa 1/10 dell'energia elettrica usata nel mondo. Solo l'elettricità per far andare i data center. Giocare col Bitcoin costa circa, come vedete, 1/100 di tutta l'elettricità usata al mondo per fare Internet and Communication Technologies. Quando voi fate una ricerca su Google, un search, quanti ne fate al giorno? No? Così adesso. Io non so quanti ne faccio tanti perché sono diventato un po' addicted, non lo so. Comunque vi costa l'equivalente di accendere una vecchia lampadina a 60 watt per 17 secondi. Figuratevi cosa costa giocare in rete. Quindi bisognerebbe anche evitare di dare su delle mani di verde e pensare a quello che è il nostro stile di vita, se è veramente sostenibile. E come potremmo usarlo in maniera cioè usare la potenzialità della rete per cose veramente importanti e magari, io dico sempre, trovarsi intorno a un tavolo con gli amici e giocare a qualche gioco da tavolo, piuttosto che giocare in rete. Però, vabbè, io sono un vecchio babbione, quindi a questo punto, per farvi capire cosa costo, questa è casa mia, questo è l'ingresso della fibra nel modem in casa mia, diciamo quello vecchio, quello nuovo è un po' meglio. Questa è l'immagine ottica e questa è l'immagine termica. Guardate quanta energia va proprio buttata nel modem in casa mia. È incredibile e a giocare con quelle telecamere termiche è estremamente interessante. A questo punto io penso di avervi annoiato abbastanza. Se volete c'è un po' di bibliografia se vi interessa questo argomento, soprattutto sulle scienze, ma anche al nostro Museo della Chimica se volete. Ho alcuni libri che possono essere interessanti e infine, se qualcuno vuole approfondire un po' di più, c'è anche la letteratura specialistica che possiamo recuperare. Con questo vi ringrazio per la pazienza. Grazie Davide, un mondo, direi, a me almeno, non so ai colleghi, ma è incredibile anche l'ultima parte, cioè i consumi con elettrici, con Google, che credo sia uno dei motori di ricerca, se non il motore di ricerca universalmente usato. Quindi, ma poi è bellissimo, cioè hai fatto una panoramica che va dalla natura all'uomo, all'atomo, alla molecola e così via. Bene, chiedo se avete delle domande, se vi hanno qualcosa vi ha particolarmente colpito o meno. Se no c'è il cioccolato, la figlia c'è cioccolata. Se volete possiamo fare qualche esperimento. Voleva anche complimentare dentro Davide per l'interessantissima conferenza. Ci siamo da tanto tempo e una delle cose che ricordo è che ha colpito che sta rischiando le parti, e per me le parti sono state delle cose che si è fatto, per cui è dato, diciamo, dato il bisogno di queste parti. Però anche capito esattamente come parti non ho capito, però precisati perché dunque, diciamo così, gli opali non li usiamo più. Perché? Perché sono strutture difficili da fare con l'ordine necessario. Vi faccio, guardate, sempre un esempio banale. Questo qui non è proprio un opale, ma è un sistema di sfere. Dicevo, negli opali c'è molto. Prendete questo oggetto di sfera. Vedete che si autoassemblano in strutture che sono parzialmente ordinate, ma ci sono tanti difetti. Questi difetti sono intollerabili per la stessa, o meglio, ce ne sono alcune di sensoristica dove gli opali fanno strutture co-shell, quindi con un nucleo di materiale e shell di un'altra possono avere un senso.
Però in generale noi non siamo mai stati bravi a farli veramente bene come vanno fatti, al mondo sono pochissimi che lo fanno. E tecnologicamente non le usa più nessuno. Quindi siamo passati a strutture più semplici, che sono questi strati, io qua è una struttura 3D, facciamo dei sistemi multistrato 1D, perché sono più facili da fare e controlliamo molto meno. E lì noi facciamo varie, allora, c'è sensore che abbiamo visto, diciamo che lì siamo a alle 5, tranquillo, lavoriamo su nel PNRR per fare sensori in mare e così via. Facciamo laser, facciamo questo thermo shielding e facciamo anche quell'altra cosa che si chiama radio cooling, cioè facilitiamo l'espulsione del calore. Non solo impediamo che si riscaldi, ma facilitiamo l'espulsione del calore. Facciamo sistemi che rispondono a stimoli meccanici, quindi cambiano colore per stimoli meccanici. Facciamo poi delle cose sofisticate di fotonica che mi risulta un po' complicato spiegarvi in 2 parole. Diciamo che manipoliamo la radiazione, cioè facciamo in modo di fare, non so, un interruttore ottico che sia l'equivalente dell'interruttore, che però farà lavori a frequenze maggiori di gigahertz, cioè dove l'elettronico non sa lì. Quindi ci vogliono anche materiali particolari. Facciamo degli effetti molto sofisticati che sono quelli che servono per le tecnologie quantistiche. Quindi per quello che saranno le telecomunicazioni del futuro in termini di sicurezza, soprattutto la comunicazione. Per farvi capire, pensate all'auto a guida autonoma. Penso, a parte già i problemi che ci sono, che però è questione di tempo saranno risolti. Ma il vero problema è che se voi siete sulla vostra auto non volete che qualcuno interferisca con la vostra auto. Quindi la sicurezza della trasmissione dell'informazione. Pensate alla transazione sul vostro punto corrente bancario con la vostra situazione. Bisogna essere certi che risulta. Allora, le tecnologie quantistiche permettono di fare queste. C'è una fisica molto sofisticata dietro, che non sta a me a spiegare, ma ci sono altri colleghi più capaci di me, però dietro per fare queste cose ci sono dei materiali, e dei materiali che hanno funzioni sofisticate. Ecco, noi cerchiamo di contribuire anche in questo. Sì, io mi ricordo delle discussioni qui in accademia tra Federico Zani, che produce voltaico fisico, e l'architetto Spalla, perché così nelle sue slides Federico Zani aveva mostrato l'utilità, ad esempio, di ricoprire con pannelli fotovoltaici il battitone, e l'architetto Spalla giustamente diceva che il battitone ha la sua, come dire, dei rapporti cromatici che vanno rispettati, e lo stesso vale, diciamo, anche per coperture di tetti in tessuti urbanistici di un certo pregio. Mi chiedevo se mediante questa l'ultima tecnologia che ha mostrato, altre tecnologie, è possibile costruire pannelli che, come dire, raccolgano appunto magari lo stesso quantitativo di energia, però raccogliendola soltanto sui bordi, sui soluzioni che appunto consentano di rispettare quelli che sono i rapporti automatici dell'edificato. Dunque, la basic integrated photovoltaics è una cosa abbastanza complessa. Ci sono diversi tipi di approcci. Quello di questi oggetti, i cosiddetti concentratori solari di conoscenza, è una, dove magari non sono li faccio colorati, ma li faccio anche che assorbono il calore. Quindi sono quasi grigiastri, lievemente grigiolini. Si possono fare, ci sono una serie di problemi tecnologici. E ha venduto i suoi brevetti a un produttore di finestre di alluminio, domani. Non è l'unica tecnologia, esistono altre, soprattutto sul fotovoltaico trasparente, che è dato da materiali organici, che potrebbe essere anche bene non consegnare. Lì si fanno il limite vero. Questo è la cosa importante. Il fotovoltaico voi già immaginate che 30 anni. Io adesso non so che ho qui il pannello fotovoltaico di plastica.
Però il problema di questi pannelli fotovoltaici di plastica è che degradano le percezioni molto. Tuttora non sono più stabili. E quindi bisogna stare attenti, si possono fare delle cose. Un colore, perché esiste una tale gamma di dye che assorbono la luce solare e poi la trasforma, converte in elettroni, che si può fare quello che si vuole. Alla peggio gli applicate una delle strutture che vi ho fatto vedere per cambiare il colore. Quindi, da quel punto di vista, dal mio punto di vista diciamo, scientifico, con un piccolo piede nella tecnologia, non c'è problema. È una questione di fare degli investimenti tale per cui questa roba sia appetibile a dei prezzi meno. Quindi, sui materiali per il fotovoltaico c'è tutta una discussione aperta, perché fino adesso abbiamo subito che non è per niente. E sarebbe lungo fare il discorso, no? Perché poi avrete visto in giro quei campi di pannelli fotovoltaici. E qualcuno dirà, voi avete dei pannelli, i pannelli sono vostri, saranno vostri, questa qui la fregatura, perché questa ha 25 anni, poi il fiuto elettronico speciale, non dire. Quindi bisogna stare attenti a quello che c'è dietro. Sul mercato ancora non so quanta roba ci sia. Ad esempio il fotovoltaico organico, che c'è le trasparenti, è utile per quello che si chiama il tessuto intelligente. Quindi l'idea di integrare nel tessuto chiunque per la chiesa. Il tessuto si pensate, fate con materiali di tipo, paghiamo un prezzo, no? A fare un video, perché avete già dei contatti elettrici. Il futuro degli schermi, pensiamo al telefono, non è fare lo schermo flessibile. Lo schermo flessibile che adesso vi comprate, non so quanto costa vari OLED. I cellulari OLED flessibili, io ai congressi vedevo 25 anni fa. Quindi quello che adesso voi comprate con la tecnologia di punta per me è vecchia. La televisione flessibile per me, se volete la faccio vedere con la LG, è vecchia, è già passata. Il problema è trovare un mercato. C'è un altro discorso che non è così banale. Non è così banale. Quindi lì ci sono delle altre problematiche su cui non entro. Vi faccio un esempio però, che io porto lezione, è paradigmatico. Chi ha fatto il primo schermo OLED, quello che avete sui cellulari, chi ha fatto la prima cellula fotovoltaica in plastica, sapete chi è? La Kodak. Due articoli di quelli Seminals, di Tang e Van Slyke, 1987. Quindi se li hanno pubblicati la Kodak vuol dire che li ha proiettati al 1993. La Kodak esiste ancora. Perché? Perché si è trovata ad avere la tecnologia nuova, ma dover competere non più col film fotografico, ma con l'elettronica di consumo. Un tipo di industria che ha un budget 100 volte più grande. Quindi la Kodak è successo. O meglio, ha tentato di sopravvivere in tutti i modi possibili. Tutti i modi possibili. Io c'è una raccolta degli articoli di cosa è successo. Sono dei bellissimi documentari sulla BBC. Però alla fine non ce l'ha fatta. Che cosa ha fatto? Ha venduto tutto il suo portafoglio per la LG, che da un giorno all'altro è diventata produttrice di schermi OLED. Quindi, quando si parla di tecnologie applicate e di ricerca fondamentale, io dico sempre stiamo attenti, perché c'è un gap. C'è un gap che l'architetto che deve rispondere a certi criteri, posso dire, non gli importa proprio niente di cosa c'è dietro il materiale, basta che funzioni. Ed è giusto così, perché lui deve ragionare su quello e prenderà quello che funziona meglio a prezzo più basso e che sarà più facile da installare. Io che arrivo dalla ricerca fondamentale non posso fare questo. Io parto a studiare un nuovo materiale, un nuovo processo, una roba che chissà come funzionerà. Ma a me e lui c'è un gap di conoscenza e di tecnologia. E ho bisogno che noi dobbiamo riempire quel gap. E secondo me è una delle cose che noi come università dobbiamo porci anche come obiettivo. Cioè colmare questi gap, parlare con la società civile, avere più modi di contatto, di discussione, perché se non ci parliamo, non c'è verso. Io prego, solo. 19 ottobre Zani parla e Gambarotta presenteranno una nuova formulazione dei pannelli solari che hanno chiamato pergola planetaria. Se vuoi
venire, interagire. Volendo sì, però esiste questo gap, secondo me è una questione su cui dobbiamo pensare attentamente anche come fare. Penso che l'attività che fa anche l'Accademia possa andare in questa direzione. Però non è mai banale trovarsi in serio per quello. Bene, se non ci sono altre richieste, io torno a ringraziarti per la tua conferenza e di rivederti qua.